Oggi ci svegliamo all'alba in un bellissimo posto nei pressi di Laconi, al centro della Sardegna. L'intento è quello di partire presto in direzione dei paesi di Arizzo e Belvia, ai piedi del Gennargentu e le montagne più alte della Sardegna. Da un po' di tempo a questa parte desideriamo poter trascorrere delle giornate tra le montagne, immersi tra i caldi colori dell'autunno. Arrivati a Belvì, ci dirigiamo nei pressi di una piccola chiesetta campestre circondata dal verde, a 2 passi dal paese. Da qui decidiamo di partire, per andare a fare 2 passi prima di pranzo, approfittando della bellissima giornata di sole. Dopo un po' che passeggiamo tra stradine a caso e decidiamo che forse è ora di tornare indietro, all'improvviso incrociamo un simpaticissimo signore fuori dall'ingresso del suo orto, che subito ci saluta e ci chiede dove siamo diretti, dicendoci che dobbiamo assolutamente andare a vedere l'albero di noce secolare che sta lì vicino a poche centinaia di metri. Gli chiediamo le indicazioni e lui subito si offre di accompagnarci personalmente, molla da terra sulla strada gli attrezzi che aveva in mano, tenendo lo sportello della sua macchina e il cancello del suo orto aperti, in tutta tranquillità. Questo incontro inaspettato ci fa subito capire che ci troviamo nel luogo giusto, tranquillo e abitato da bellissime persone. Centro storico, conoscete a Belvivo? No. Guarda, è la prima volta che ci passo. Sì. La macchina dove ce l'avete? Su alla chiesetta. Però fermatevi in piazza. Sì, un giro ce lo faremo sicuramente. Fatevi un giro, perché medita. Perché Belvì io lo definisco un villaggio.
e voglio sempre dirle queste piccole cose, perché le grandi cose ce le abbiamo noi a Bellevue. Allora, passate sempre dritti, dritti. Ha un pezzo di accompagno, dai. Grazie. Gentilissimo. Tanto non... Restiamo incantati dalla magnificenza del noce secolare. In silenzio l'ammiriamo. Sì. Buono. Verso sera ci dirigiamo in paese. Prima tappa, il museo all'aperto di arte contemporanea. La tua destinazione si trova sulla sinistra. Che figo. All'interno del parco è possibile ammirare diverse opere della rassegna artistica L'uomo e il bosco, in cui il concetto dominante è quello di trasformare il legno di castagno, risorsa locale, in opera d'arte. Cala il sole, ma la giornata è ancora lunga. Ora non possiamo fare a meno di seguire i consigli dell'uomo conosciuto prima e andare a perderci tra le vie del paese. Bellevue è un piccolo borgo di 600 anime, situato tra meravigliose montagne al centro della Sardegna.
Il centro abitato è molto piccolo, ma appena lo si raggiunge si intuisce immediatamente di avere a che fare con un paese in cui l'arte si trova ovunque, dietro ogni angolo. Buonasera. Si può? Grazie. Vabbè. Ah, che quello il dolce. Ci ho visto la carta, quella cosa bianca. No, si mangia. Sono già tutti. Ciao, buonasera. Buonasera. Sto guardando, io ero convinta fosse la carta. Assaggia, assaggiate pure. Grazie. Il dolce tipico di Belvì si chiama casquettes, ha una sfoglia sottilissima ripiena di nocciole e miele. È conosciuto come dolce della sposa, veniva donato alla famiglia della sposa e dallo sposo, poi è diventato uso comune per qualsiasi festa in generale. Buonissimo. Buono, grazie. Ti faccio assaggiare anche un'altra cosa, se dammi un buconetto, se ce ne solo uno. Ti faccio assaggiare anche questi. Grazie. Visto che siete comunque sulcis o comunque un po' più su. Questi sono bucanettes di nocciole. Voi li conoscete di mandorle perché in tutte Sì, le Sardegna esatto. non hanno fatti, invece questi hanno nocciole, miele e zucchero. Non hanno farina, non hanno latte, quindi ottimo sia per i celiaci che per gli intolleranti, diversi in generale. Che buono. Perché Sei proprio diverso. sì, qua le nocciole vengono tostate, non so se qui invece la mandorla viene fatta a crudo. Vengono tostate, macinate, poi cotte nuovamente col miele e gli Noi si fa con la mandorla anche col mirto. sì, ti costa le più usanze, le proprietà di sempre. Qua la materia prima sono le nocciole e le noci. Sì. Si fanno gli amariti perché tradizione certamente per ampli panesava noci e nocciole, magari da voi ci sono fichi, ci sono mandorle, ognuno, anzi il panesava qua cambia praticamente da paese a paese. C'è chi lo decora tantissimo, chi fa pezzi più grossi, chi variegato, sempre variegato. Secondo un po' anche del gusto magari della Sì, persona. assolutamente Perché sì. magari uno piace più semplice, non più. Esatto. Sicuramente buoni. Siccome sono molto particolari, questo mi piacerebbe avere un po' di questi e un po' di quelli lì buconettes Ok. insieme. La verità, siccome noi siamo un po' di quelli che non ci piace la plastica, no? Quindi se Sì. ce la fai in una busta di carta normale. No, è più per altro per i Per caschette, sì, è solo per quello. No, se, guarda, puoi risparmiare nel packaging. Va se bene, vuoi, dai, tranquillamente, siamo felici. facciamo 6 caschette, se ne ho detto 3, facciamo una decina di buconette, se Ok. vuoi dimmi tu. Va benissimo. Grazie. mille. Dopo aver fatto il pieno di dolci e aver concluso il nostro giro tra le vie del paese, torniamo al van. Improvvisamente un signore si avvicina a noi, attratto dalla nostra presenza. Prende in mano il telefono e subito ci consiglia dei luoghi da andare a visitare nei dintorni. Una persona gentilissima e dal cuore buono. Dopo poche chiacchiere, insiste subito per andare a casa sua, per farci un piccolo dono di benvenuto. Non ci aspettavamo assolutamente un'accoglienza simile. È stato un piacere. Grazie mille. Anche mia. Buona serata, arrivederci. Buonanotte. Eccoci, siamo tornati a casa. Allora, praticamente è successa una cosa bellissima.
Eravamo nella piazza principale del paese. A un certo punto si avvicina questo signore, tranquillissimo, col cane, e si è avvicinato a noi per consigliarci dei posti da visitare qua nelle vicinanze. Infatti abbiamo apprezzato tantissimo questa cosa, è sempre bello comunque. Quando succede, perché non succede sempre, infatti non lo diamo per scontato. È una persona super super gentile e comunque tra una chiacchiera e l'altra alla fine ci ha invitato a casa sua, diciamo che ci ha invitato a cena ma non poteva per altre ragioni, però ci ha offerto tipo, ora ve lo faccio vedere, sulle castagne, cioè quello è il regalo più bello, veramente siamo felicissimi. Tisana in arrivo. Continua per 1 chilometro.
dirigendo al paese di Bellevue nuovamente, stiamo andando all'hotel ristorante L'Edera, che è un locale gestito dalla famiglia di Sebastiano e Elisabetta del canale YouTube Storie di Manno. Se non li seguite andate a seguirli, video molto interessanti. Oltretutto in questo momento loro sono in Turchia, però sono originari di Bellevue. Raga, ci stanno portando un ben di Dio qua, veramente. Perché non c'è proprio via piatti